Buonasera, buonasera, buonasera. Ragazzi, siamo in pochissimi stasera. Vi chiedo una cortesia, sediamoci nelle prime sedie. Per favore. Grazie, grazie. Gentilissimi. Vorrei condividere un testo della prima lettera a Timoteo, capitolo 5, dal verso 7 al 12. Leggiamo. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, e che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è la radice di ogni specie di male. E alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Paolo dà alcune istruzioni di come deve essere la vita di un cristiano e di cosa dare il dovuto valore. A volte ci prendiamo delle cose di questo mondo, sia del denaro o di qualsiasi altra cosa, e perdiamo di vista l'eternità, che è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto dal Signore. Preghiamo. Grazie Signore perché questo è un altro sabato, un altro culto, un'altra opportunità di come fratelli in Cristo Gesù riunirci qui e offrirti culto, Padre. Che la nostra offerta possa essere del profondo del nostro cuore, che possiamo parlare e sentire di cose che solo tu puoi mettere nel nostro cuore, Padre. Che possiamo sentire il tuo Spirito in noi, che possiamo lodarti. E la vera lode non è quella che esce dalla nostra bocca, ma del nostro cuore, delle nostre attitudini. Che possiamo essere esempi in questa comunità, esempi in questa nazione. Che tutti possano guardarci e vedere la tua luce che risplende in noi, Padre. In nome di tuo Figlio amato Gesù che ti prego. Amen. Ragazzi. Buonasera Chiesa, vi invito a alzarvi in piedi, vi vedo con tanta energia, con tanta gioia, anche io sono così, quindi vi invito a lodare il nostro Signore perché Lui ci ha portato qua per un motivo e questo motivo è che Lui vuole qualcosa di noi, vuole che la serata diventi speciale perché c'è Lui, perché c'è l'opportunità di lodare il tuo santo nome, c'è l'opportunità di sentire la sua parola e di essere con Lui. Amen? Cantiamo!
Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Cantiamo. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, tu toglierai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Cantiamo eterno Dio. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se piango mi rialzerai, tu mi difenderai, custoderai la vita. Oh, 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 oh. Oh Dio. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Cantiamo. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custoderai la mia vita. Oh, 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 Il nostro Signore è fedele. Chi credi? Vai, alzatevi le mani. Siamo in pochi ma siamo forti, siamo bravi. Amen? Io ti cerco. io ti cerco, vengo a te Signore. Mentre ancora in silenzio sei, io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me, Signore, voglio te. Signore, te voglio sentire te, io voglio più di te, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo. Sto cercando a te, la corona conquista. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Cantiamo.
Signore, voglio te. Signor, te voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Solo la Chiesa, Signore. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Cantiamo, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Amen, che possiamo dichiarare che vogliamo il Signore perché Lui è l'unica via, Lui è l'unico Dio che possiamo guardare e dire che è il vero Dio, che è il potente Dio, è il nostro Padre. Amen. In alto un alleluia davanti ai nemici. In alto un alleluia sopra l'incredulità. In alto un alleluia mi armo di una melodia. In alto un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. In alto un alleluia con tutto quello che è in me. In alto un alleluia, il male fuggirà da me. Ancora una volta in alto un alleluia. In alto un alleluia davanti ai miei misteri. In alto un alleluia, la paura non ha forza in me. Cantiamo, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Cantalo più forte, cantalo più forte, davanti ai nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte, ancora una volta, lotta già per me, cantalo più forte, davanti ai miei nemici, cantalo più forte, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte, cantiamo, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo.
sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. In alto un alleluia, 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 in alto un alleluia. in alto un Io canterò, alleluia, io canterò. in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la melodia ruggirà. Una volta ancora, La speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. grazie Signore che abbiamo potuto lodare il tuo nome perché sei forte, sei potente. Che il Signore possa continuare con noi, possa continuare a parlare mediante tua parola, Signore. Che il Signore sia presente qua, Padre, perché vogliamo soltanto vedere il tuo amore, vogliamo soltanto vedere le tue benedizioni, la tua potenza, la tua grandezza. Sappiamo che sei qua, Padre, sappiamo che il Signore è grande, Padre. Per questo ti ringraziamo perché potevamo essere da qualche parte, che oggi è sabato, c'è stata non così tanta bella, ma una bella giornata. E siamo qui, Padre, perché vogliamo dire che ti amiamo, Signore, vogliamo dire che siamo i tuoi servi, Padre. Per questo ti ringraziamo e ti chiediamo, Padre, di essere qui, Padre, e di manifestare la tua presenza, il tuo Spirito Santo e la tua parola. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera a tutti. Ecco, vi vedo motivati. Amen. Allora ragazzi, stasera vedremo insieme, direi un argomento un po' delicato, però dobbiamo vederlo lo stesso, no? Stasera parleremo un po' per quanto riguarda dipendenza dai giochi d'azzardo, parleremo un po' di vizi, parleremo un po' di queste cose, no? Soprattutto scommesse, robe così. Vorrei prima pregare insieme a voi per poter iniziare. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, che nel nome di Gesù possiamo stasera imparare più di quello che il Signore vuole insegnarci. Non vogliamo imparare niente di quello che la nostra mente o il nostro cuore desidera, ma soprattutto di quello che il Signore vuole parlare con noi. Che possiamo uscire da qui diversi di come siamo entrati, affinché la tua gloria sia veramente rivelata su di noi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora ragazzi, io vorrei iniziare con voi parlando inizialmente il fatto che perché le persone giocano, no? Perché le persone quindi utilizzano questa cosa e soprattutto perché le persone diventano giocatori d'azzardo, no? Le scommesse e robe varie così.
Allora, per iniziare, io vorrei trattare con voi la prima cosa, cioè perché le persone dicono quindi che possono giocare, cioè perché difendono l'idea esattamente che non c'è nessun problema. La prima cosa è che sia nel Vecchio Testamento sia nel Nuovo Testamento c'erano delle abitudini che dicevano di tirare a sorte. Però è molto diverso di quello che siamo abituati oggi, no? A volte le persone si agganciano a questa cosa e dicono così: no, vabbè, se nel Vecchio Testamento, se nella Bibbia mi dice che queste persone tiravano a sorte, anch'io posso farlo. Però è un argomento che noi adesso andiamo a vedere che non c'entra nulla con quello che noi siamo abituati a vedere oggi, ok? Cioè, tirare a sorti in quell'epoca per loro era proprio una pratica diffusa tra il popolo di Dio, che dovevano veramente prendere una decisione che sembrava un po' delicata, no? E quando non avevano una idea chiara di cosa fare. Magari oggi tirare a sorte per molte persone sia veramente una cosa della caso, oppure una roba della fortuna, no? Cioè, diamo un esempio, Mac o Burger King, gelato al pistacchio o l'amarena, Milan e Juve. Io so che questo è facile, Milan, cioè gli Juventini che mi dispiace, però sappiamo che è il Milan, sette volte che ha vinto la Champions, quindi cioè, gli Juventini diranno che sono più forti, ma noi sappiamo che è il Milan. Però non era proprio per questa cosa che usavano, no? Tirare a sorte. Tirare a sorte era proprio una situazione in cui non avevano nessuna risposta dalla parte di Dio. E questo nel Vecchio Testamento possiamo vedere Giosuè 18:10, Levitico 16:7, dal 7 al versetto 10, Giosuè 14 dal versetto 1 al versetto 2, e usavano proprio questa cosa anche quando dovevano proprio dare la terra in cui avevano acquistato, avevano proprio vinto, cioè sono arrivati nella terra promessa, dovevano separare questa terra, dividere, cioè, i pezzi di terra, e hanno usato proprio questa espressione, c'è nella Bibbia, tirare a sorte. E una roba molto interessante è che avevano degli oggetti per lo più sconosciuti che il sommo sacerdote aveva proprio l'edof, no? Qua, l'efod, che avevano le 12 pietre delle 12 tribù. E questi oggetti praticamente andavano all'interno dell'efod, e che noi, cioè vari storici, vari ricercatori dicono che sono pietre, nera, una ametista e una pietra bianca. E dovevano giocare sopra una specie di non so, tovagliolo nero così, e che dovevano proprio sapere qual era la volontà di Dio. E noi possiamo vedere questo nel capitolo Esodo 28, versetto 30. Ma quello che voglio veramente leggere insieme a voi si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 26. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 26, che è l'ultimo versetto, che dice così: tirarono quindi a sorte, e la sorte cade su Mattia, che fu aggiunto agli 11 apostoli. Il contesto è questo qua, ragazzi. Dopo che Gesù è stato risuscitato, si è fatto vedere per gli apostoli, per i discepoli, tutte queste persone, per 40 giorni, e facendosi vedere, appunto, dimostrando veramente che era risuscitato, no? Per dimostrare appunto che aveva vinto la morte. Però, passati questi 40 giorni, fu elevato al cielo. E in quel momento là, Gesù, partito, cosa hanno fatto i discepoli? Si riunivano sempre per pregare e si riunivano sempre per parlare della parola di Dio e soprattutto di quello che dovevano fare come missione. Quindi, immaginate questo contesto, no? Gesù parte, è elevato al cielo, i discepoli quindi iniziano proprio a parlare tra di loro, si riunivano in un posto in cui era una casa, non so, o una terrazza, e lì iniziavano a pregare.
La Bibbia, il capitolo 1 dice che loro veramente continuavano a pregare, che non è che pregavano una volta, ma continuavano a pregare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, Pietro quindi si alza e inizia a parlare, dicendo: Gesù è stato veramente elevato, è stato morto, risuscitato, perché doveva proprio adempiere la sua parola. Cioè Pietro usava una base, usava la parola di Dio. Pietro non stava semplicemente dicendo così: dai, tiriamo la sorte e vediamo chi casca. No. Prima pregavano, che è il primo punto. Secondo, trattavano della parola di Dio. E terzo punto, che volevano una persona che fosse appunto una persona che diventasse testimone di quello che è stato accaduto con Gesù. Cioè, volevano proprio una persona che fosse d'accordo con tutto quello che loro hanno visto Gesù e di quello che hanno visto Gesù facendo nel periodo in cui era là. E questo mi ricorda molto l'esperienza che ha avuto Eliseo, no? Quando Eliseo arriva da Elia e gli dice così: dammi la doppia parte dello spirito affinché io possa avere anche questo potere. E cosa ha detto Elia? Guarda, vieni con me, inizia a camminare con me. Cioè, il vero senso del discepolato. Dio ti può dare la doppia parte, ma è meglio che tu venga con me, cammini con me e cresci insieme a me e vedi tutte le robe, tutte le cose che io sto facendo attraverso la volontà di Dio, ma comunque tu devi imparare, cioè camminare insieme a me. E i discepoli volevano una persona esattamente così, volevano una persona che fosse esattamente testimone di tutto quello che Gesù aveva fatto. E quindi da lì avevano capito che non avevano la risposta e quindi hanno tirato la sorte. Ma guarda il contesto, pregarono, avevano la parola come base e dopo hanno visto che veramente avevano bisogno di una persona giusta. Non è semplicemente dire così: dai, tiriamo la sorte e vediamo. Forse è quello che succede oggi con la gente, no? Che pensa esattamente quando vedono questo versetto. Facendo un altro gancio, questo è l'ultimo versetto che dice che hanno tirato a sorte. Dopodiché è venuto lo Spirito Santo, è sceso sulle persone, oggi abbiamo lo Spirito Santo con noi e abbiamo la conferma di tutte quelle cose che preghiamo e soprattutto quando chiediamo qualcosa a Dio. Quindi ci viene confermato nel nostro cuore, non abbiamo più bisogno di tirare a sorte, abbiamo lo Spirito Santo per confermare il nostro cuore. Perciò sappiamo che questa idea che le persone dicono che va bene, cioè la Bibbia dice che tiravano a sorte, non è vero. E anche questo era, diciamo, una roba molto comune non solo tra il popolo di Dio, ma anche sugli altri popoli. Giovanni 19, versetto 24, guarda cosa dice. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Qua sta parlando esattamente di quello che hanno fatto i soldati quando hanno preso le vesti di Gesù. Quindi era anche un costume tra gli altri popoli. Però non possiamo usare questo qua come argomento perché sta soltanto descrivendo quello che è successo. Sta soltanto dicendo cosa hanno fatto i soldati romani, no? Quindi, cosa hanno fatto i discepoli? Hanno presentato due nomi e la sorte, cioè la volontà di Dio, è cascata su Mattia. E Mattia inizia quindi a lavorare con loro ed è diventato anche lui un discepolo, un apostolo, prendendo il posto di Giuda Iscariota, che è uscito dal gruppo. Se non sapete, lui è uscito dal gruppo, non era molto contento con quello che stavano vivendo. Scherzi a parte, sappiamo che Giuda Iscariota si è suicidato e quindi Mattia ha preso il suo posto. Secondo punto, molti dicono così: vabbè dai, non c'è nessun versetto nella Bibbia che mi dice che non mi permette di giocare, perciò posso giocare. Non c'è nessun versetto che dice così. Però anche questo non sbaglio. Perché? Non è detto che solo perché la Bibbia non mi dice niente esplicitamente riguardo a un argomento che lo posso fare. Perché? Perché la nostra etica come cristiani
è anche formata e soprattutto basata su quello che la Bibbia ci insegna, o cioè che viene legittimamente dedotto, cioè inferito. Un esempio, la Bibbia non mi dice che, come posso dare un esempio? La Bibbia non mi dice che non posso giocare, ma ci sono alcuni principi biblici che mi fanno ripensare a questa situazione. Giusto? La Bibbia non mi dice esplicitamente che non posso fumare marijuana oppure tirare coca, ma la Bibbia mi dice che io sono tempio dello Spirito Santo e che non posso, cioè, sporcare il tempio dello Spirito Santo, che non posso fare male al tempio dello Spirito Santo, perché se tu, essendo umano, non vuoi veramente abitare in una casa sporca, nemmeno lo Spirito Santo. Quindi questo principio mi fa capire che è meglio che io non lo faccia. Giusto? Detto ciò, apriamo le nostre Bibbie, 1 Corinzi, capitolo 10, versetto 23. Dice così: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Poi mi piace anche il capitolo 6, versetto 12, che dice così: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Cioè, ci sono delle cose, ragazzi, che molte volte dobbiamo fare la domanda: ma scusa, questo qua mi edifica veramente o no? Oppure, cambiamo la domanda: questa cosa qua mi porta ad avere vita o morte? Non il giusto o sbagliato. Perché molte volte il giusto e sbagliato può cambiare nella testa cioè delle persone. Per me magari il giusto può essere proprio sbagliato nella vita di Paolo, di Junior. Ma se io faccio la domanda, cioè questo qua mi sta portando vita o mi sta portando morte? Mi sta edificando o meno? La cosa cambia. Soprattutto, se Gesù fosse al posto mio, piacerebbe veramente che io avessi questo atteggiamento qua. Quindi la cosa cambia. E la Bibbia ci parla esattamente di questa cosa qua. E prendendo quindi questi, diciamo, principi, ho separato 5 cose che praticamente possiamo vedere nella Bibbia, che ci fa ripensare esattamente se dobbiamo avere o no una dipendenza, sia essa no, giochi d'azzardo o qualsiasi cosa, ma qualsiasi dipendenza nella nostra vita, no? La prima cosa, il lavoro. Quindi apriamo le nostre Bibbie in Efesini 4, versetto 28, scusa. Dice così: chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha il bisogno. Paolo sta dicendo, piuttosto lavorate. Seconda Tessalonicesi 3, 10. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Interessante, no? Che il contesto dei Tessalonicesi era quello. Aspettavano il ritorno di Gesù, pensavano che era già vicinissimo, che si avvicinava tanto, e quindi hanno smesso di lavorare, hanno smesso di fare tutto. Era come se recassero a casa aspettando proprio il ritorno di Gesù. E Paolo ha scritto, guarda, nessuno sa quando Gesù ritorna. Perciò chi non lavora non può mangiare. Sapendo di questo, quindi principio, che noi abbiamo l'unica ed esclusivamente, no, nostra fonte di reddito attraverso il lavoro, cosa fanno quindi questi giocatori d'azzardo? Giocano aspettando che hanno magari una fonte di reddito attraverso le scommesse, che è una roba che non va bene.
Se Dio ci ha detto che noi dobbiamo proprio avere la fonte di reddito attraverso il nostro lavoro, quindi il nostro lavoro è la maniera per la quale Dio ci ha dato di guadagnare soldi. Mi sono spiegato? Quindi, se noi abbiamo il lavoro, cioè come maniera di guadagno, possiamo capire anche che tantissime influenze digitali oggi parlano di una seconda entrata, usano proprio questo argomento, no? No, dai, inizi proprio come una seconda entrata. Oppure quelle che giocano poker, dai, inizia a giocare e dopo questo diventerà il tuo lavoro. Ma no, ragazzi. Paolo ha detto lavorare onestamente. E se dopo andiamo ad approfondire anche come funzionano queste case di scommesse, come funzionano esattamente queste cose, vedremo che non lavorano di maniera onesta, lavorano di un'altra maniera. In più, parlando esattamente di quello che abbiamo visto il mese scorso, quando Junior ha predicato qua, mi sono ricordato esattamente di quello che mi ha detto mia mamma. Mia mamma mi ha fatto una domanda quando ero giovane. Mia mamma mi fa, ma scusa, vuoi avere veramente una famiglia? Ho detto, certo mamma, ma vuoi sposarti? Sì, ma perché vuoi sposarti? Ho detto, beh, prima cosa perché la Bibbia mi dice che se devo avere veramente un rapporto nella mia vita mi devo sposare, cioè devo seguire esattamente quello che mi dice la Bibbia. Secondo è perché voglio avere una famiglia. Ok, ma tu hai già fatto dei conti? Cioè, quanto costa avere una famiglia? La prima cosa, tu sai che devi lavorare. Poi, la seconda cosa, la vita che hai adesso, cioè, firmi un contratto, giochi qua in questa città 4 mesi, dopo 4 mesi sei in un'altra città. La tua moglie sa già che anche lei dovrà spostarsi con te. Lei sarà disposta a vivere questa vita con te. In più, tu sai quanto costa una bolletta di luce, tu sai quanto costa una bolletta di gas, cioè vabbè, il gas non ce l'abbiamo neanche in Brasile, però quanto costa fare la spesa tutti i mesi? Quindi fai questi conti, perciò tu devi sapere che devi lavorare. In più, se questo lavoro per te non sta andando tanto bene così, tu devi pensare un attimo e vedere se è esattamente una famiglia che vuoi. Perché, ragazzi, va bene se non volete adesso sposarvi, ci sta, però dovete capire che dovete veramente seguire la strada giusta. Chi deve sposarsi deve intraprendere una strada, cioè devi seguire una strada. E chi non vuole sposarsi, che vuole studiare, che vuole magari fare carriera in un'altra cosa, deve capire appunto che ci sono altre cose, altre magari decisioni da prendere. E questo è super normale. Però dovete capire che se volete veramente avere un rapporto, ci sono alcune cose che dovete seguire. E il lavoro è una di queste cose. Cioè, non potevo portare la mia ragazza a mangiare un hamburger chiedendo 20 euro alla mia mamma. Non potevo portare la mia ragazza a mangiare un gelato con me sapendo che dovevo chiedere 10 euro alla mia mamma. È inaccettabile. Una donna, come mia mamma dice, costa. Una donna vera costa veramente tanto. La manda a casa adesso sicuramente sta pensando qualcosa. Il secondo punto è l'amore al denaro, che troviamo in prima lettera di Timoteo, che Paolo scrisse a Timoteo, capitolo 6, versetto 10. Che dice così: infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Beh, questo è un versetto classico, no? Sappiamo che tanta gente dice così, vabbè, non è peccato essere ricco, non è peccato avere soldi, ed è giusto. Il proprio problema qua è l'amore che abbiamo per il denaro. E quando Paolo scrisse queste cose qua,
stava trattando esattamente di questa situazione, no? Dalla motivazione di quello che abbiamo detto qua, abbiamo parlato la scorsa volta che sono stato qua. Quindi non c'è nessun problema a essere ricco, ma il problema è proprio avere questo amore. E quello che praticamente mi fa pensare è che è lo stesso amore che queste persone che fanno delle scommesse hanno nel loro cuore, perché vogliono diventare ricchi a qualsiasi costo. Vogliono diventare ricchi perché vedono tante persone, che adesso è molto comune, no? Sui social, che fanno un post o magari scattano una foto, che mettono che sono a Dubai, e in Brasile era, non so, 3 mesi fa più o meno, era molto comune avere tipo una scommessa che si chiamava Tigrinho, era la tigre, che tutti giocavano, perché vedevano tutti quelli che avevano, sai, sui social, che erano ricchi, che prendevano soldi, e ragazzi, credetemi, sembrava che guadagnassero soldi in 2 secondi. Facevano una specie di slot machine, sai, cioè sul telefono, e guadagnavano 10.000 a volte, 20.000, c'è qualcosa che non va. E le persone stavano diventando già pazzi, cioè stavano perdendo tutto. Perdevano sia il loro negozio, perdevano tutto. Ed era anche divertente perché vedevi la persona, guarda che sto giocando il tigrinho. Ed era molto divertente, però allo stesso momento vedevi che la persona era proprio cieca, no? E poi, quando vediamo anche in Ebrei, capitolo 13, versetto 5, dice così: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quando alcune traduzioni dicono questo amore qua al denaro è una specie di avidità. Immaginate una persona che è proprio avida, no? Ha questo amore al denaro. E qua la persona che ha scritto la lettera agli ebrei parla esattamente di questo amore, che la nostra condotta non deve essere proprio dominata. Quindi, prima Paolo stava dicendo, guarda, voi non dovete proprio avere l'amore. E qua adesso dicono questa condotta di essere dominato. E quindi che cos'è il vizio? Che cos'è la dipendenza? È proprio questa cosa, no? Di essere dominato. Quando noi siamo proprio dipendenti da una certa cosa, abbiamo un vizio, noi siamo proprio dominati. Cioè non facciamo più quello che vogliamo, ma facciamo esattamente quello che il vizio ci sta dominando. Ci sta facendo, cioè, fare delle cose perché non riusciamo più a controllarci. E questo mi porta, cioè, anche di una maniera più scientifica, diciamo così, perché l'incertezza del risultato di quando stai magari facendo una scommessa o qualcosa ci crea proprio quell'aspettativa, no? Molto grande, e stimola la produzione di cosa? Di dopamina. E che cos'è la dopamina? È un neurotrasmettitore che porta veramente quelle cose del nostro cervello alle parti del nostro corpo. E tra queste cose è il piacere e tante altre cose che noi la troviamo anche sui social. Quando scrolliamo, no, il nostro telefono sui social, sull'Instagram, e vengono vari reels, cioè vari stimoli di dopamina nella nostra mente. E quello non ci fa mai uscire dal telefono. Ed è la stessa cosa che succede qua con le scommesse. Quindi questa incertezza, no, genera dentro del nostro cervello questa sensazione di piacere e di eccitazione. Quindi casinò, sala giochi, tutte queste attività di cui creano una sensazione di dipendenza, usano l'avidità del giocatore contro lui stesso, nella tentativa di farlo continuare a giocare. Quindi tu sei proprio davanti a una slot machine, tu giochi una, giochi due, giochi tre, tu dici, caspita, devo vincere, e continui a giocare. E da lì sei già finito. L'altra cosa che mi hanno raccontato questa settimana è di una scatola che tutti i giocatori di videogiochi stavano acquistando. E
dentro di questa scatola non c'era proprio la definizione di cosa saltava fuori. Era come se fosse tipo un regalo, era una specie di sorpresa che c'era dentro questa scatola. E che tu la compravi la prima. Era tipo quando fai quelli quaderni, no, del mondiale, che tu compri, come si chiama qua? Figurine, cioè dei giocatori. E questa scatola era proprio così, che tu non sapevi cosa c'era dentro. Tu compravi la prima, ma caspita, non è questo che voglio. Compravi la seconda, compravi la terza, compravi la quarta e andavi proprio, sai, all'indietro di questa cosa. E questo ti crea proprio una dipendenza e ci fa ad accendere, no, il segnale dentro la nostra testa. Mi sta dominando. E questo mi fa portare al terzo punto. Le scommesse diventano cosa? Una idolatria. Perché diventa un'idolatria? Se apriamo le nostre Bibbie, Matteo 6, 24, Gesù dice una cosa, dice così: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Noi sappiamo che Mammona è il dio dei soldi. E qua Gesù sta dicendo: voi non potete servire a due signori. Non so se vi ricordate quando ho predicato qua che stavo proprio parlando di questa situazione. Quando Gesù dice: potete chiamarmi Signore, Signore, ma se non fate la mia volontà, non erediterete il regno dei cieli. Cioè, se noi definiamo il Signore della nostra vita come se fosse, cioè, i soldi, è come se noi consegnassimo la nostra vita al denaro. E quindi diventa un'idolatria. Dio vuole e Gesù vuole che noi consegniamo la nostra vita a Lui e che Lui sia il nostro Signore e non i soldi. E che cosa c'entra questa situazione con le scommesse? Esattamente prendendo un po' del secondo punto. Le persone vogliono diventare ricchi, vogliono pensare che i soldi sono esattamente quello che hanno bisogno, ma non è vero. Noi abbiamo bisogno di Gesù nella nostra vita. Noi abbiamo bisogno proprio di consegnare la nostra vita e di dichiarare che Lui è il nostro Signore. Perché il fatto di essere Signore nella nostra vita vuol dire che adesso noi abbiamo a cui rivolgersi. Cioè, se Gesù mi dice di fare una cosa, devo farla. E non riuscirò a farla mai se io ho consegnato la mia vita a Mammona. E questo mi porta anche su quell'altro passo, che quando Gesù è arrivato, cioè, a Gadara, se non mi sbaglio, ha detto: cosa succede con te? No, io sono posseduto da un demone. Lui l'ha squacciato e l'ha proprio messo sui porci che c'erano lì di fianco. Dopodiché tutta la gente di quella città ha detto: vai via da qua, noi non ti vogliamo qui. Ma era giustamente perché i porci portavano la fonte di reddito a quel popolo. Quindi in quel momento là, tutto quel popolo là ha detto così: noi preferiamo avere i soldi qua piuttosto di avere proprio una libertà nella nostra vita attraverso di te, Gesù Cristo. E noi come ci stiamo proprio comportando in questa situazione qua? Il denaro, le scommesse, ci sta facendo veramente diventare un'idolatria nella nostra vita. Quindi questo può diventare anche un problema non solo nella nostra vita, ma nella vita della nostra famiglia anche. Ho saputo già dei casi che una persona ha preso soldi anche con uno strozzino perché doveva pagare il suo debito con una persona, cioè di giochi d'azzardo, è dovuto scappare via perché questo strozzino ha minacciato la sua famiglia. Anche un'altra cosa, in Brasile lo stato più povero è quello stato che fa più scommesse. Era là dalla parte di Paolo, là, Maranhão. Lo stato più povero in Brasile è quello che scommette di più. Quindi possiamo prendere il punto di chi semina e raccoglie, ma soprattutto, cioè, è impossibile che uno gestisce bene i suoi soldi facendo delle scommesse. Perciò non può diventare un'idolatria nella nostra vita. Il quarto punto
è la mancanza di fede nel provvedimento di Dio. Proverbi 13:11. Dice così: la ricchezza male acquistata va diminuendo, ma chi accumula poco a poco l'aumenta. Quindi ci dà una direzione di cosa dobbiamo fare, no? Normalmente le persone che giocano di più sono quelle più bisognose, come vi ho detto prima, e pensano esattamente che riusciranno magari con una volta singola, acquistare tutto quello di cui hanno bisogno e si dimenticano di questo versetto qua, cioè che è poco a poco, è quello che si accumula poco a poco, però quello che guadagna tutto, cioè va solo diminuendo. E c'è anche un altro dato, che tutte quelle persone che hanno vinto all'otto, 90% di queste persone sono diventate poveri, più del 90%, o perché non sapevano gestire niente di quello che avevano vinto, oppure perché veramente questi soldi sono maledetti. Cioè, se io sto guadagnando soldi, come Paolo ha detto, di maniera disonesta, vuol dire che questi soldi non sono benedetti. Quindi vediamo questa mossa, no? Nei social, che dobbiamo fare delle scommesse e tutto quanto, però questo, ragazzi, è una tentazione che noi dobbiamo veramente vincere nella nostra vita. Non possiamo arrenderci a queste situazioni. Dobbiamo capire che il lavoro, come nel primo punto, è una roba che non ci fa semplicemente guadagnare soldi, ma attraverso questo punto qua sappiamo chi sarà il provvedimento di Dio, che Dio è al controllo della nostra vita, che Lui provvederà non solo i soldi, ma ci darà anche quella certezza che Lui è al controllo, che farà tutto per noi. Il lavoro ci darà una responsabilità, ci darà etica, onestà nella nostra vita, ci farà crescere esattamente come Dio vuole. Quindi, molte volte quando vogliamo prendere una scorciatoia nella nostra vita, è meglio che facciamo proprio la strada più lunga. Quindi dobbiamo capire che Dio è sempre al controllo di tutto e che Lui provvederà sempre nella nostra vita. Non mancherà mai. E per ultimo, il quinto punto, che le scommesse, come vi ho detto prima, è una cattiva gestione delle risorse di Dio. Apriamo nel libro di Salmi 24. Primo versetto. Davide dice così: al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Cioè, tutto quello che c'è qua nella terra appartiene a Dio, appartiene a Lui, non appartiene a un'altra persona. Quindi il principio, no, delle scommesse è vincere sempre il giocatore. Cioè, le scommesse devono vincere i giocatori. Altrimenti tutte le case di scommesse erano già poveri e crescono ancora di più. C'è qualcosa che non va. La probabilità di una persona vincere sia all'otto, sia una scommessa, slot machine o queste cose è piccolissima. E giocano esattamente su questa cosa della dopamina, cioè di varie cose. E un'altra cosa che volevo condividere con voi, e per finire qua, è un versetto che si trova in Ecclesiaste 5, 5:19, che dice così: e ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori e le ha dato potere di goderne, di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Se io ho in testa, ragazzi, che tutto quello che ho appartiene al Signore, se tutto quello che ho proviene proprio dal Signore, capisco che io sono il suo maggiordomo. Io ho un amico che lui parlava sempre di questa cosa, io non capivo mai.
perché lui mi diceva sempre che lui era il suo maggiordomo. E ho visto che lui ogni volta era più prospero, perché lui capiva esattamente che tutto quello che guadagnava, tutto quello che doveva gestire apparteneva al Signore. Ma non è il fatto di diventare ricco, è il fatto di capire il principio. Tutto quello che ho appartiene al Signore. Perché se io ho un cuore predisposto e soprattutto che capisco esattamente qual è la volontà di Dio e che so che devo esattamente glorificare e onorare il nome del Signore, Dio non è preoccupato in darci niente. Lui è il padrone dell'oro e dell'argento. Cioè, se Lui capisce che il nostro cuore è già sanato, è già consegnato, qual è il problema di darci un regalo o di farci veramente diventare ricchi? Non è un problema, ma tutto è il principio, ragazzi. È per quello che all'inizio ho parlato di principi. Quindi i principi che noi abbiamo, che sono inferiti dalla Bibbia, ci fa ripensare esattamente se dobbiamo o no scommettere, ma soprattutto se dobbiamo o no avere una dipendenza o un vizio nella nostra vita. E non pensate che un vizio si torna un vizio solo delle cose brutte, no. Ma un vizio diventa un vizio a partire dal momento in cui qualsiasi cosa che mi porta un piacere si torna un rischio e mi fa essere dominato. Non era quello che abbiamo visto, che non dobbiamo essere dominati dall'amore, del denaro. E se noi cambiassimo quindi quello che Gesù ha detto, che non possiamo servire al regno di Dio, a Mammona, ma se cambiassimo quindi per il telefono, per una serie TV, oppure se cambiassimo per la nostra famiglia, che è una roba legittimamente, cioè data per Dio, per i nostri figli, per la nostra scuola, per la nostra università. Quindi se cambiamo esattamente, no? Se cambiassimo Mammona per queste cose, molto probabilmente queste cose sarebbero diventate i nostri dei. Quindi dobbiamo pensare esattamente su questa cosa. Una dipendenza non è proprio un vizio, perché può darsi che una persona è diabetica e deve assumere dell'insulina e questo non la fa diventare un viziato. Però dobbiamo stare attenti perché rischiamo esattamente di fare, cioè diventare una roba che ci porta piacere, diventare proprio un vizio nella nostra vita. Quindi non prendiamo questi punti che vi ho lasciato stasera e ragioniamo un po' su queste cose, no? Sopra il fatto che noi dobbiamo esattamente essere delle persone che hanno Gesù Cristo come il Signore della nostra vita, ma soprattutto che ogni volta che dobbiamo magari farci una domanda, nel senso è peccato o meno, oppure è giusto o no, ma la Bibbia non mi dice questa cosa, ma questo mi edifica o no? Questo mi fa essere dominato o meno? Quindi questa è la parola di stasera. Spero che io non abbia fatti tanti danni così. Spero che avete capito esattamente, perché prima parlo con noi per poi parlare con altre persone. Quindi sono stato la prima persona a essere colpita, no? Dio ha dato prima lo sgambetto in me, quindi sapete che ho fatto con amore. Amen? Gruppo di lode. Che silenzio. Invita Chiesa alziamoci in piedi per lodare il nostro Signore. Amen.
per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Il Re di gloria, chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Ti invitiamo, Signore, a entrare, Padre, dentro del nostro cuore, Signore, a cambiare, Padre, ogni aspetto, Signore, a portare via, Signore, ogni vizio, Padre. Che possiamo, Padre, avere solo un Dio, Signore, e questo Dio è Te, Padre. Per questo, Signore, ti chiediamo, togli, Padre, togli ogni cosa che ci fa allontanare da Te, Signore. Togli ogni cosa che ci fa essere dentro di delle catene, Signore. Per questo, Padre, cantiamo per far entrare il Re. E per entrare in Re dobbiamo togliere tutto che c'è dentro, Signore. Per questo, Padre, ti invitiamo, Signore. Per far entrare il Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re. Gesù,
Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare il Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te. Ragazzi, i nostri avvisi, ma prima vi faccio una domanda veloce. Siamo in pochi. Che mi dite se dividiamo solo 2 gruppi, maschi, femmine? Sì? Sei da solo oggi? Va bene per voi? Facciamo un gruppo delle ragazze e uno per i ragazzi? Sì? Bene. Il 29 marzo, il prossimo sabato, ci sarà il Rallegrati. Quindi il prossimo sabato ci troveremo nella sala culto, Rallegrati, tutti insieme e anche le altre chiese. E non ci saranno i piccoli gruppi il prossimo sabato. Poi il 1° maggio c'è l'evento per tutti i membri della chiesa, all'inizio alle ore 10, quindi sarà un momento di un po' di formazione, pianificazione, lode, un momento per passare del tempo insieme. E quindi stasera facciamo i maschi con Miguel, va bene? E le ragazze con Giada? E facciamo solo questi 2 gruppi. A posto? Torniamo alla lode. Grazie. Amen. Potete alzatevi un attimo. Giusto un attimo e poi potete tornare. Sedervi. No pode se espero no Senhor, se espero no Senhor, se confio no Senhor. Eu não pode se espero no Senhor, se espero no Senhor, se confio no Senhor. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, eterno sei, Senhor. Não cambie mais, tu será sempre. Se dormirei, será o fim de por toda a minha vida. Sono forte, se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Dio. Sono forte, se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Dio. Tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, eterno sei, Senhor. Não cambie mais, tu serás sempre. Se dormirei, será dormirei, de toda a minha vida. Oh Dio, tu sei la forza,
Tu sei la mia speranza, eterno di guardarlo, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre, cercando di sarà, non mi dipenderà, tutto la mia vita. Oh. Ci vediamo ai piccoli gruppi. Ciao!